Presidente Serracchiani, siamo al termine di questa visita in alcune realtà pulsanti del territorio triestino, industriali e sportive. Lei ha visitato Itaspurghi Ecologia, la società triestina della Vela e la piscina di San Giovanni che è gestita dalla Pallanuoto Trieste. Sì, delle realtà importanti della città di Trieste, ma non solo. Stiamo parlando di realtà che sono conosciute anche a livello non solo regionale ma nazionale, in particolare un'impresa, la Italspurghi, che ha una diversificazione in questo momento dell'offerta, ma è un'azienda importante che tocca quasi 100 dipendenti, che svolge un'attività delicata sul tema dei rifiuti, dell'ecologia, del risanamento ambientale, quindi insomma importante per il nostro territorio. La società triestina della Vela è una delle storiche importanti realtà del nostro territorio. Abbiamo avuto l'occasione di parlare non soltanto dell'attività che svolgono, sportiva, importantissima, e dell'attenzione che pongono ai ragazzi, tanti, ma anche dei nuovi impegni e investimenti che vogliono fare sulla struttura, che possono dare veramente impulso ulteriore ad una realtà così importante per il territorio. Per non parlare poi della Pallanuoto Trieste, che è un orgoglio non soltanto della città di Trieste e della regione, ma ormai a livello nazionale, che è ormai un'importante realtà affermata a livello nazionale sportivo e che credo insomma ci faccia non soltanto conoscere, ma dimostri ancora una volta come questa regione sia una regione che dedica tanto allo sport ed è una regione nella quale le persone che fanno sport sono numericamente superiori in media rispetto alla media nazionale in tutte le altre regioni. Grazie della Presidente, quindi ecco qua. E poi tra il Presidente questo mette l'ufficio, via.